Nonna Carmela, ma cosa hai portato oggi dall'orto? Facciamola vedere a tutti gli amici di Oggi Bella ho Sicilia. portato questa bella zucchina, la zucchina lunga. Ecco, domani la cuciniamo. Quindi una zucchina che si trova in questo periodo. Sì, queste sono nell'estate, questi ortaggi si fanno. Ma quanto è lunga? Facciamolo vedere, Ma ecco, vediamo un non l'ho po'. visto, ma non si preoccupare che ce ne sono anche di più lunghe. Quindi questa più o meno sarà almeno 1 metro. Penso, ma ce ne sono, eh sì, sì, un metro. Anche di più lunghe ce ne sono. Allora, questa si chiama quindi zucchina lunga. Noi la chiamiamo la zucchina lunga, poi ogni paese ha il suo modo di chiamarla. Allora, fateci sapere amici come la chiamate, se conoscete questa zucchina lunga. C'è chi la chiama zucchina serpente, zucchina trombetta, ma come si cucina? Sempre zucchina è. Sempre zucchina Il è. proverbio dice, gonzo menticino in abba salsa, falla come la vuoi sempre cucuzza. E come la, Vale per tutti i... come la cuciniamo questa zucchina? Domani la cuciniamo con le patate, con i pomodorini, cipolla, un pochino di basilico e poi si può mettere, se si vuole, anche la pasta. Si fa la pasta con quell'embrodino e con la zucchina e con le patate. Oppure si mangia così, senza pasta, si fa un pochino più asciutta e diciamo a cucuzzetta e ghiotta. Ma è vero che si fa anche seccare e si utilizza poi in inverno? Sì, una volta e ancora oggi, a chi piace la fanno, io non l'ho fatta mai. Si utilizza per fare un piatto anche invernale? La fanno poi nell'acqua calda, la morbidiscono nell'acqua calda e la cucinano, non so come la cucinano, ma perché io non l'ho fatta mai. Nell'estate sì, ma nell'inverno non l'ho fatta mai secca. E allora scriveteci quindi se conoscete questa zucchina lunga, ecco abbiamo tanti messaggi che stanno arrivando, li leggeremo adesso tra poco, ci salutano da varie parti d'Italia ma anche dall'estero, scrivete proprio nei momenti anche da dove siete collegati. Nonna Carmela domani cucinerà questa zucchina, ma intanto ha preparato altri 2 piatti. Sì, sì, ho preparato la cena per questa sera. Cosa E ho abbiamo? fatto una parmigiana di zucchine fritte. Zucchine fritte e poi si fanno raffreddare. Poi si fa uno strato di zucchine e di sopra si mette un pochino di prosciutto e provola grattugiata. Questa. Si fa con la grattugia che ha i fori più larghi, così. E poi si continua sempre un altro strato di zucchine, prosciutto, un pochino di mollica e formaggio miscelata e si mette poco 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 e poi si continua sempre un altro strato finché non finiscono le zucchine e il recipiente dove la fate viene più così, più pieno. E poi si mette nel forno 20 minuti, quando si scioglie tutta la provola, che è tutta bella filante, si può spegnere. Ecco perché le zucchine sono già state cotte. Sì, sì, certo. Si possono fare fritte, quindi con nell'olio come l'abbiamo fatta Si noi. possono fare anche grigliate, però il gusto è diverso della frittura, è come la parmigiana di melenzane grigliate e le melenzane fritte, tutto un altro gusto. E questo quindi è uno dei piatti della cena. Se volete vedere la live, l'abbiamo fatta poco fa su Cibo Doc e anche sulla pagina di Vivo Mangiando, potete vedere ecco, tutte le fasi. Quanti strati abbiamo fatto? Più o meno 4-5 forse? Sì, 5 forse. 5 strati. Le zucchine si friggono da tempo, col tempo, di mattina se la dovete fare di pomeriggio. Io le ho fatte questa mattina, li ho fritti, così si sono raffreddati e hanno mandato pure quell'olio e quell'acqua di vegetazione. Anche perché in questo momento in Sicilia fa molto caldo, vero nonna? Sì, Quindi... no, durante la giornata questo non si può fare la frittura. L'ho fatta questa mattina presto e li ho preparati perché fa troppo caldo. E sappiamo che hai preparato anche qualcos'altro di buono direttamente per me. E poi ho fatto le melenzane a barchetta ripiene con lo riso. Riso, provola, un pochino di formaggio di sopra e anche dentro quando l'ho girato il riso con la passata di pomodoro ho messo anche un pochino di formaggio e il ripieno delle melenzane che le ho fatte passare in padella e poi l'ho messo insieme alla passata di pomodoro. Il riso l'ho bollito e si è raffreddato e tutto
Nell'insieme ho riempito queste barchette di melenzana, le ho passate nel forno, le bucce prima, le barchette così quando le ho svuotate le ho passate un pochino nel forno per la cottura e poi le ho riempite così. Ora le metto di nuovo nel forno un altro pochino insieme alla parmigiana e poi questa sera la cena è pronta. Ecco, fateci sapere anche voi cosa state preparando per cena e poi fateci sapere se preferite quindi le melanzane a barchetta, quindi ripiene, oppure la parmigiana di zucchine bianche. Nel caso delle melanzane trovate già la ricetta su Vivo Mangiando, ce l'ha proposta qualche giorno fa Valentina. E poi fateci sapere quindi anche se avete qualche idea per cucinare questa zucchina lunga che noi prepareremo quindi domani, vi ho detto con le patate. Sì, domani la facciamo. Allora, ci arrivano tanti saluti da tutto il mondo. Nonna Carmela adesso leggerà tutti i vostri messaggi subito dopo la live. Voi intanto condividete il video per far conoscere le tradizioni, i piatti della nostra bella Sicilia anche ai vostri amici. Ma nonna, come combatti il caldo? Col climatizzatore sempre acceso. Ma devi andare anche nell'orto a mettere... Nell'orto vado di mattina presto o la sera tardi. C'è troppo caldo. Troppo caldo. Sì. Ma sei andato a mare? No. No. Con questo caldo io al mare non ci vado. Va bene, preferisci stare allora in cucina? Magari Sì, io se vado al mare vengo tutta bruciata a casa. No. E allora Mary ci scrive: i messaggi vanno letti in diretta, non dopo, e sì, è vero, ma arrivano tanti messaggi e quindi diventa anche difficile leggerli contemporaneamente, e poi molte volte quando stiamo molto tempo a leggere i vostri messaggi in live qualcuno ci rimprovera e dice che siamo troppo lunghi, facciamo troppe chiacchiere. Quindi nonna, allora salutiamo tutti gli amici. Dobbiamo accontentare, va bene, accontentatevi. Un bacione, un abbraccio da Daniele, da nonna Carmela e anche da Valentina. Ciao.